Io ho vissuto sia nella mia esperienza diretta sia la regola dei 2 fuori quota che la regola dei 4, e devo dire che già con la regola dei 2 fuori quota si alzava la competizione, il giovane per giocare doveva meritarsi il posto, perché poi chi giocava avevi più di 2 effettivamente... fuori quota. E Avevamo 6 fuori quota in rosa quell'anno, ne giocavano 2, tra l'altro erano anche più grandi di me, erano i 90-91, no scusate, 91-92, io ero 93, e poi invece è passata la regola dei 4 dove giocavamo tutti. È chiaro che la competizione si abbassa e questo non permette il miglioramento del giocatore, quindi ci sono dei pro ma ci sono secondo me più contro. Facci un giro, versano un po' di Benvenuti alla nuova puntata del podcast Facci un giro, puntata numero 22. Prima di iniziare di presentare l'ospite di oggi, vi invito ancora una volta, come faccio sempre, a iscrivervi al nostro canale YouTube. Per voi è veramente la perdita di 10 secondi di tempo, invece per noi è una grande occasione per farci conoscere. Vado subito a presentare l'ospite di oggi, che è Giorgio Nughedu. Benvenuto Giorgio. Grazie, ciao, buongiorno a tutti. Ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, siamo molto contenti di averti qua. Grazie a voi dell'invito. Noi iniziamo sempre il podcast presentando l'ospite. Tu sei un allenatore, sei stato un allenatore di calcio, sei stato anche calciatore, adesso sei un allenatore. Partiamo dagli inizi. Intanto, cos'è che ti ha fatto innamorare del calcio? Fin dagli inizi da bambino, diciamo. Beh, un po' quello che vivono tutti i bambini, no? La passione intanto per un gioco così naturale, associativo, quindi il divertirsi con i ragazzi, con i compagnetti, con gli amici, già da subito, e poi la passione di una famiglia che ha sempre seguito tantissimo il calcio, tante partite, e quindi pian piano questa passione si è sempre sviluppata, insomma. Hai cominciato nella squadra, immagino, del tuo paese, diciamolo, tu Esatto. sei di Bolottana. Esatto, ho iniziato i primi anni dove addirittura andavo con mio fratello, che è di 4 anni più grande di me, e quindi andavo con i ragazzi proprio più grandetti, avevo 5-6 anni. Il primo anno in realtà, proprio perché erano troppo più grandi di me, non andavo tantissimo, poi all'età di 7-8 anni non c'è stata altra via, insomma. Io ho sempre giocato, ho sempre passato tante ore anche in strada con gli amici, nei campetti, per me c'era sempre la palla tra i piedi, insomma. Oltre tutte le giovanili sei arrivato anche a giocare a un ottimo livello, correggimi se sbaglio, hai giocato fino all'eccellenza. Esatto, fino all'eccellenza, dove ho fatto 3 anni, a onor del vero, col fuori quota, quindi con la regola dei fuori quota, ho fatto 3 anni, di cui 2 a Nuoro con la Nuorese e 1 col Muravera. Ruolo? Che ruolo? Li ho fatti un po' tutti, nelle giovanili poi il ho fuori giocato quota solitamente lo fanno girare per il campo. Esatto. I primi anni nelle giovanili, dove ho giocato con la Bolottanese, poi con l'Atletico Nuoro e con l'Olbia, ho giocato sia difensore centrale che centrocampista, sempre centrale, mentre poi con passaggio tra i grandi ho giocato terzino, ho giocato esterno, qualche volta centrale quando ero in prima o in seconda categoria, e niente, li ho fatti un po' tutti tra centrocampo e difesa, però ecco, cercavo di adattarmi. Ecco. Hai nominato la regola dei fuori quota, che è un tema molto caldo nel nostro podcast, perché tutte le volte che vengono gli ospiti legati al calcio lo affrontiamo, anche perché da quando abbiamo iniziato adesso la regola è già cambiata 2 volte. Prima avevano abolito il limite dei fuori quota, cioè si poteva giocare senza fuori quota, adesso l'hanno reintrodotto. Mi ha colpito perché hai detto ho giocato per la regola dei fuori quota. Secondo Sì. te, intanto cosa ne pensi della regola e come l'hai vissuta tu, che appunto hai usufruito quando giocavi di questa Allora, regola?
È una regola che da un lato permette alle società di far giocare i giovani, ma la impone come obbligo. E quindi abbiamo sia pro che contro, nel senso che un giovane per giocare, se è bravo, dovrebbe giocare comunque. Quindi forse anche queste regole bloccano un po' il tema caldo, e poi al di là dei fuori quota è il far giocare i giovani. Si sente spesso in Italia che si dice che i giovani giocano poco. Se li obblighiamo a giocare non giocheranno mai, perché finché non giocheranno per merito non c'è, non credo sia una cosa che valorizza il giovane, ecco. Io ho vissuto sia nella mia esperienza diretta sia la regola dei 2 fuori quota che la regola dei 4, e devo dire che già con la regola dei 2 fuori quota si alzava la competizione, il giovane per giocare doveva meritarsi il posto, perché poi chi giocava Chiaramente avevi più di 2 effettivamente. fuori quota. E Avevamo 6 fuori quota in rosa quell'anno, ne giocavano 2, tra l'altro erano anche più grandi di me, erano i 90-91, no scusate, 91-92, io ero 93, e poi invece è passata la regola dei 4 dove giocavamo tutti. È chiaro che la competizione si abbassa e questo non permette il miglioramento del giocatore, quindi ci sono dei pro, ma ci sono secondo me più contro, perché appunto giocare per obbligo non permette il miglioramento del giovane, o comunque di qualsiasi persona. Se è obbligata a giocare non hai competizione, invece è la competizione che migliora. Questa è una considerazione che fai adesso che sei più grande, sono passati un po' di anni, o è lo stesso pensiero che avevi quando giocavi? Nel senso, com'era per te anche nei confronti di compagni? Perché io immagino una squadra dove sono giocatori grandi che magari in un'ipotesi di 11 ideale l'adulto giocherebbe, e invece vede che c'è un ragazzo che... Come la vivevi in quel periodo lì? In quel periodo, stiamo parlando di 2012, 2011, 2012, le regole erano abbastanza nuove, perché prima di me, scusate, c'era la regola di 1 fuori quota, mi pare 2 massimo, eccetera. Pian piano che la regola stava cambiando, l'adulto, diciamo il più grande, ti guardava sempre con un po' di ma guarda questo che gioca perché deve giocare. E io Io magari fisicamente probabilmente non ero pronto, e questa io la percepivo già come cosa, però cercavo ovviamente di mettermi in gioco, di essere competitivo, però notavo che la differenza fisica era tanta, e credo che sia il limite maggiore sia proprio quello, il lato fisico. Poi il lato tecnico probabilmente insomma ci poteva anche stare, però soprattutto nei settori giovanili sardi all'epoca credo che lo step maggiore da fare fosse dal punto di vista fisico, nel salto tra le giovanili e il mondo dei grandi. Io venivo da un campionato di allievi nazionali, quindi ho saltato, tra virgolette, lo step di Beretti, di Juniores, eccetera, anche se il primo anno alla Nuorese comunque la domenica giocavo anzi il sabato giocavo con la Juniores, e poi la domenica andavo in panchina spesso con la Nuorese in eccellenza. Insomma, il lato per me soprattutto più grosso da affrontare era il lato fisico, perché ero bassottino, mingherlino, molto fragile, molto esile, non avevo una grandissima grinta, cosa che poi ho messo col tempo, e quindi lo step fondamentale era quello. E ripeto, il fatto di entrare in un ambiente dove in qualche modo eri visto con un po' di pregiudizio, perché sapevano che i fuori quota dovevano giocare, non è stato facile, però devo dire anche che dall'altra parte ho avuto dei compagni di squadra sia alla Nuorese che al Muravera che mi hanno sempre fatto sentire comunque parte integrante. Sì, assolutamente sì, mi sono sempre trovato molto bene, anzi tanti hanno poi riconosciuto che comunque l'impegno c'era, che qualche valore tecnico comunque c'era, e quindi non ho mai avuto difficoltà a livello di relazione, però il fatto di giocare per obbligo io lo percepivo, e penso che i giovani un po' debbano essere, come dire, guidati su questa cosa, cioè
fargli capire che la regola è quella, che non è detto che poi crescendo vada sempre così, quindi fargli capire che e comunque fargli serve vivere la meritare per competizione. un futuro Serve dove meritare, esatto. uno non è più fuori Esatto. quota. Adesso che sei allenatore, se ti dovessi immaginare dover gestire una squadra di adulti con l'obbligo di schierare 4 fuori quota, perché per un allenatore è difficile. Alla fine tu arrivi, vorresti giocare il tuo calcio, magari vorresti preparare la partita in un certo modo e veramente 4 fuori quota sono tanti. Parlo di fuori quota perché la regola è di fuori quota, ma è come che ti impongano anche di far giocare 4 adulti, Tizio, Caio, Semproni. Ecco. Sì, ripeto, secondo me l'obbligo di far giocare qualcuno è sempre limitante. E dunque la difficoltà sarebbe proprio quella di cercare di chiudere un occhio sul merito, perché magari poi il giovane non merita di giocare e allora deve capire che merita di andare in panchina o in tribuna, mentre se deve giocare per forza alla rosa corta c'è un'esigenza di risultato, quindi le scelte di formazione sono vincolate non soltanto a chi devi far giocare, ma da tante cose. Alla lunga è un processo che non premia e secondo me lo stiamo percependo, perché il livello si è abbassato, perché i giovani poi effettivamente con l'obbligo non emergono. No, vengono Anzi, bruciati. vengono bruciati perché fatti giocare per forza. E poi proprio mollano. perché per i discorsi fatti poco fa, non vivendo la competizione non migliorano. Giocano per obbligo e dunque insomma il discorso è un po' questo qua. Una cosa che mi ha fatto riflettere è che, l'hai detto tu, sei un 93, Sì. giusto? Già così giovane, cioè in un'età dove ancora potresti tranquillamente giocare. Abbiamo avuto ospite Gianluca Siazzu, 50 primavere ancora gioca, ma Gianluca è un'eccezione, però comunque 32 anni, sei giovanissimo ancora per giocare. Invece già da... 7 anni ormai, 7 anni che non gioco più, 10 che praticamente non mi alleno più come un giocatore dovrebbe fare. Ho smesso ai 25 anni, che è stato il mio ultimo anno con la Bolottanese, la squadra del mio paese, che dopo 5 anni di assenza dai campionati di prima, seconda, terza categoria, aveva rifatto la squadra nell'allora seconda categoria, perché quell'anno lì non c'era la terza. L'anno Quindi, che avevano... Quanti esatto, abitanti fa Bolotta? Bolotta ne siamo sui 2500. Dai. Quindi più o meno... Esatto. E dunque hanno rifatto la squadra e mi avevano chiesto se avessi piacere di andare con la Bolottanese. Ho accettato di buon grado, era il mio ultimo anno di università e ho detto dai, facciamo questa esperienza, secondo me si chiude un cerchio, perché tanto poi sapevo di voler fare la magistrale altrove, di volermi dedicare allo studio e quindi chiudere con la squadra del mio paese anche per senso di appartenenza è stata una cosa che mi ha fatto molto piacere. Abbiamo fatto un campionato dove ci siamo divertiti, abbiamo raggiunto i nostri risultati anche sportivi, facendo una salvezza molto tranquilla, anche sperando di poter fare qualcosina in più, ma è stato secondo me il giusto... La chiusura del cerchio. Sì, assolutamente. È stato lì che hai deciso di fare l'allenatore o ci pensavi già? Che comunque eri giovanissimo. Allora, ci ho sempre pensato, nella mia testa ci ho sempre un po' ragionato, perché le dinamiche tecnico-tattiche, strategiche di una partita mi sono sempre piaciute tanto, quindi parlare di sistema di gioco, parlare di modalità di gioco, di stile di gioco mi è sempre piaciuto tanto. Però nei miei anni dell'università non subito ho realizzato di farlo, nel senso che quando studi, soprattutto in triennale, secondo me ti si aprono tante opportunità, Hai fatto scienze tante motorie. possibilità. Sì, ho fatto scienze motorie, ho fatto studio di personal training, ho fatto attività di gruppo in spazi sia chiusi che aperti, ho fatto anche qualcosa di inerente al Pilates, non proprio Pilates, ma che ne riprendeva, diciamo, degli elementi. Ho fatto diverse cose, ho fatto il preparatore, e quindi abbiamo raccolto tutta una serie di esperienze in quella triennale che mi hanno fatto dire ok, quale sarebbe la strada. Il calcio è sempre stato lì, anche perché nei 3 anni di università ho giocato,
continuavo a giocare, mi allenavo magari un po' a Cagliari, poi andavo a giocare, ad allenarmi il venerdì con la squadra e giocare la domenica. Ho sempre pensato che prima o poi il calcio rientrasse, ma non lo vedevo ancora nell'ottica di allenatore proprio sul lato tecnico. La vedevo tanto dal punto di vista della preparazione, ho fatto un'esperienza di tirocinio in un laboratorio di fisiologia, quindi le opportunità che offre Scienze Motorie sono vastissime. Sì, ecco. lasciato un ventaglio di opzioni. Esatto, l'idea di fare calcio dal punto di vista dell'allenatore entra fortemente in magistrale. Quando ho fatto il corso di laurea magistrale a Milano, lì ho capito che il calcio c'erano anche dei crediti a scelta, no? Ed era un corso di calcio di 8 crediti fatto con professionisti. Già seguivo altri professionisti del settore come Filippo Galli, Domenico Gualtieri, Edi Zanoli, oppure Fulvio Fiorin, Stefano Baldini, Giovanni Valenti, che sono tutte persone che poi mi hanno portato a pensare il calcio per una maniera che già io un po' vivevo e volevo vivere, ma mi hanno poi aperto un mondo di vedere il calcio, e il calcio formativo, il calcio giovanile soprattutto, in una certa maniera, e lì ho capito che volevo fare quello, insomma. Prima esperienza in panchina? Chiacchieravamo prima, l'hai Sì, fatta a Cagliari. Esatto. Dopo la magistrale, infatti, ovviamente c'è stato il Covid, faccio parte di quella schiera di laureati in Bermuda e giacca, c'ho anche le testimonianze, ma le teniamo nascoste. E quindi sì, mi laureo, poi ovviamente da febbraio in poi non c'è stata opportunità di cercare un impiego in più che mi permettesse di rimanere a Milano, con la scuola calcio con cui avevo collaborato, che era in realtà quella la prima esperienza proprio in panchina, che era con il Cimiano Calcio, che era un'accademia affiliata al Milan di Milano, e lì c'è stata la mia prima esperienza con i bambini della scuola calcio, mi pare che fosse l'Under 9 o Under 8, non mi ricordo, erano i ragazzi nati nel 2013. Di cui ho un ottimo ricordo, dopodiché, ripeto, Covid, vado a casa, sto a casa, e allora decido, vabbè, andiamo a Cagliari, quindi vado a Cagliari, mi trasferisco di fatto a Cagliari, e ho collaborato con la Sigma, è stata la mia prima esperienza ufficiale da primo allenatore con l'Under 10 della Sigma, dove ho fatto un anno un po' a metà, nel senso che anche lì c'erano ancora delle restrizioni legate al Covid, quindi in alcuni periodi era vietato il contatto, non avevamo gli spogliatoi per esempio, e così, però è stata sicuramente un'esperienza gratificante. Nel contempo lavoravo anche con la SRC di Simone Ripamonti, dove facevamo insomma attività di formazione per neolaureati in scienze motorie e attività all'aperto, quindi anche lì il mondo di scienze motorie è rimasto comunque vivo, ecco, nella mia presente. esperienza, sì, e devo dire che mi ha anche aiutato nelle modalità di coaching, quindi nelle modalità di approccio alla persona, sia in 1v1, nel senso di rapporto 1 a 1, sia nel rapporto con magari piccoli gruppi, eccetera. È stata un'esperienza anche di coordinamento. Ricordiamo che nelle regole, interessante. diciamo, di tesseramento coi patentini, nelle categorie proprio degli inizi, classici piccoli amici, anche un laureato in scienze motorie, senza dover avere per forza un patentino legato al calcio, può fare l'allenatore, proprio perché l'approccio è ancora ludico-ricreativo, e anzi ci sono gli schemi motori di base, e quindi chiaramente chi meglio di un laureato in scienze motorie può insegnarli. È vero che lì, diciamo, in quelle fasce d'età, il laureato in scienze motorie si incide tanto. Ad onor del vero io avevo già l'UEFA C, perché l'avevo fatto a Milano durante il mio secondo anno di università, di laurea magistrale. Anche quel corso è influenzato dal Covid, infatti è stato il corso forse più lungo della storia, perché l'abbiamo iniziato a
settembre, l'abbiamo finita a settembre dell'anno Un dopo anno di praticamente. corso. Sì, perché tra sospensioni, lezioni online e poi gli esami volevano farli in presenza e quindi siamo dovuti andare lunghi coi tempi, però insomma poi anche quella è stata un'ottima esperienza. Il mio docente che mi ha aperto proprio il mondo di come voler allenare, ecco. È stato molto, molto bello, un corso veramente molto interessante. Dopo questa esperienza alla Sigma, vai un'altra volta nel cosiddetto continente e arriva un'esperienza importante con il Parma. Come è nato, se ce lo vuoi raccontare, e come cambia il calcio da una regione come la Sardegna, dove ci sono poche realtà professionistiche, Cagliari e Torres in questo momento, qualche anno fa anche l'Olbia, a una regione dove invece ci sono tante realtà, ma anche il resto d'Italia. Allora, l'opportunità nasce per conoscenza di un mio amico che lavorava già per il Parma, che mi avvisa e mi dice: guarda che ci sono delle posizioni aperte, insomma manda il tuo curriculum, vediamo che opportunità si può aprire. In quel momento le posizioni aperte erano per match analyst e preparatore atletico. Conoscendo la visione dell'area metodologica che stava entrando nel Parma Calcio, che era guidata da Filippo Galli e Domenico Gualtieri ed Edi Zanoli, che ho citato anche prima, io mando il curriculum, dopodiché faccio il primo colloquio telefonico conoscitivo con Domenico Gualtieri e dopodiché altri due con la presenza anche di Filippo Galli ed Edi Zanoli, in cui mi viene spiegata un po' la visione, mi viene spiegato che il preparatore atletico non era soltanto un preparatore atletico, quindi non si occupava soltanto della parte cosiddetta fisica o di fitness o di GPS o di quello che era, ma era a tutti gli effetti, è stato, dovrebbe essere visto così, come un collaboratore tecnico, quindi un preparatore che ha un taglio ovviamente sulla salute del giocatore, sulla prevenzione infortuni, su tutto quello che è il taglio fisico, ma con la conoscenza dello sport, quindi conoscenza del calcio, delle sue dinamiche, delle corse, degli aspetti tecnici, degli aspetti tattici, e dunque sono stati il primo anno specialmente è stato come fare un corso universitario, anche per il fatto che facevamo tanti coordinamenti, avevo la possibilità di confrontarmi con tanti professionisti, tutti gli allenatori che erano là, quegli anni lì sono stati allenatori molto importanti per la mia formazione, per la mia crescita come professionista, e quindi è stato come fare un altro anno di università, università del calcio per me quegli anni lì. E poi pian piano insomma ho fatto questa esperienza che è durata 3 anni, è stata bellissima. Una curiosità, quanta fiducia avevi nel momento in cui hai mandato la mail e se hai pensato, come spesso capita quando uno invia un curriculum, le faremo sapere che è l'inizio di un non ti richiamerò mai più? Allora, devo dire che ero abbastanza fiducioso. Cioè questo è anche uno spot per chi ha un sogno, che a volte basta veramente, chiaramente poi basta inviare il curriculum, è semplice, nel senso uno un curriculum lo deve anche avere e poi il curriculum è il primo passo, però è anche la dimostrazione che delle volte veramente ci sono persone che i curriculum li leggono e, come hai detto tu, fanno incontri conoscitivi, e che poi il vero, diciamo la vera prova è quella, perché uno sul curriculum può aver scritto qualsiasi cosa, ma poi deve anche dare dimostrazione di quello che conosce, quello che sa e che vuole fare. Allora, devo dire che ero abbastanza fiducioso per il fatto che comunque la visione che mi era stata descritta nei colloqui corrispondeva un po' a quello che innanzitutto volevo fare. E quindi già quello è un punto. Esatto, e poi a quello che un po' pensavo già da parte mia, e questo secondo me mi ha agevolato un po'. E ho fatto forse l'unico, non gesto, ma una cosa un po' scaramantica, nel senso che quando ho mandato il curriculum, ho fatto i colloqui, eccetera, nessuno sapeva niente, neanche la mia famiglia. Tant'è che
lo sapeva solo il mio amico che mi ha detto manda il curriculum, aggiornami, fammi sapere come va, eccetera. E allora, quando poi si è ultimato tutto, ho ricevuto l'ultima chiamata che Giorgio abbiamo deciso di sceglierti come nostro preparatore per l'Under 15 del Parma Calcio la prossima stagione, ti stiamo inviando i documenti, entri in contatto col segretario, eccetera, eccetera. Allora a quel punto vado a casa, torno a casa e chiedo a mio padre, mi emoziona perché mio padre ha sempre seguito tanto il calcio, e gli chiedo, beh, ma come mi vedi in giallo-blu? E lui col suo fare boltanese, ma te che narrare Della serie. in giallo-blu. E gli ho detto sì, perché il Parma, insomma, vado a Parma. A Parma! Ma commente? E allora gli ho spiegato tutto ed è stato bello. Bella emozione. Sì, anche sì, perché, ripeto, è anche uno perché, sport... anche perché nei colloqui che ho fatto con Atalanta, Inter, Milan, Monza, io ero sempre stato scartato, no? Da quelle società durante i miei anni di università. E nel post università invece vedere riconosciuto l'approdo in un mondo di settore giovanile professionistico mi ha proprio fatto pensare, beh, allora forse qualcosina, una speranza di fare questo come mestiere ce l'ho. E dunque, dopo un po', ecco. Quanto è tosto? Ne hai parlato tu, io ad esempio non sapevo, mi fornisci l'assist per la domanda. Quanto è dura quando fai un colloquio e vieni, tra virgolette, rimbalzato? Poi, per svariati motivi, anche perché immagino che le richieste per società professionistiche di persone che mandano il curriculum siano tantissime e non è neanche detto che vieni scartato perché non sei all'altezza, ma spesso è anche perché magari ce n'è tanti. Qualcuno, purtroppo in Italia ci sono, adesso non ricordo esattamente la percentuale, ma per andare a spanne 100 società professionistiche e milioni di allenatori, quindi chiaramente non c'è spazio per tutti. Esatto. E quanta voglia ti hanno dato di continuare a provarci tutti questi non ricevuti? Allora, da un lato sì, comunque la competizione è molto alta e non ho mai vissuto con invidia chi entrava al posto mio, che ho sempre visto come vabbè, prima o poi continua a formarti, le strade sono infinite, le possibilità di fare gavetta sono infinite, il modo di costruirsi un percorso, i modi, anzi, per costruirsi un percorso sono tantissimi, e dunque ho detto continua a fare quello che ti piace, continua a provarci, continua a cercare di formarti, di leggere, di studiare, di guardare partite, di interessarti a quello che effettivamente è il calcio, e quindi così prima o poi l'occasione c'è, quando c'è bisogna farsi, non dico trovare pronti perché non si è mai pronti, perché non ero pronto quando sono entrato al Parma, lo sono diventato con gli anni, probabilmente adesso non sono pronto per altri step, lo diventerò con gli anni, e quindi il fatto di sapere di avere sempre qualcosa da apprendere, avere sempre qualcosa su cui crescere, su cui evolvere, questa è la spinta che mi ha permesso poi di fare già delle esperienze molto interessanti, ma con la consapevolezza che in realtà io non ho fatto ancora niente, si può dire, perché ho appena terminato il 4º anno da professionista, ma se non mi piace mai paragonarmi agli altri perché ognuno ha il proprio percorso, però se vai a vedere 4 anni non sono niente in confronto a professionisti che magari incontri da avversari o da colleghi che dici cavolo, questi sono 20 anni nel mondo del calcio, è 20 anni che allenano, e quindi a livello di esperienza la disparità è netta, però possiamo diciamo colmare il gap soltanto con la passione, con lo studio, con l'interesse, con la... Anche perché se uno ha 20 anni di esperienza vuol dire che qualcuno un'opportunità 20 anni prima gliela datta. Esatto, quindi esatto. uno deve essere bravo, come sei stato tu, intanto a perseverare e poi a cogliere un'opportunità. Tanto poi alla fine il campo spesso, come succede anche in altri sport,
traccia una scala di valori. Se uno può starci avrà le occasioni, se uno non può starci, perché capita anche quello, c'è gente che magari si accorge una volta che in quel mondo lì o di non essere all'altezza, o, per assurdo, si accorge anche di essere entrato in un mondo che magari non gli appartiene. Penso che sì, alla fine sia così, alla lunga poi tanto i valori alla lunga escono fuori e come in tutti i mondi lavorativi insomma devi dimostrare, sbatterti e saper stare nelle relazioni con le altre persone, saperti relazionare con i giocatori, con gli altri dello staff, con gli altri staff nel settore giovanile, con i direttori, con tutte le persone insomma che fanno parte dell'ambiente, cercare di costruire rapporti positivi, ecco, questo è. Hai raccontato la reazione di tuo padre quando sei rientrato a casa e l'hai raccontato, invece la reazione dei tuoi compaesani o delle persone che ti stanno vicine, perché comunque tu arrivi e vado al Parma, ti chiedono, perché soprattutto nei paesi le persone si conoscono tutte, quindi magari vengono a leggerlo sul giornale o perché la voce si sparge e ti chiedono, ti ha chiesto qualcuno che ti ha detto qualcosa di particolare? Allora, sicuramente i tifosi del Parma, qualcuno insomma era particolarmente contento, insomma, ma in generale qualcuno, insomma, quando poi ci si rincontra così per le strade di paese, che ti fa i complimenti, allora ti chiede, ci si aggiorna, devo dire che ho incontrato sempre delle persone contente per il mio percorso. Oltre ovviamente la reazione di mio padre, di mia madre, di mio fratello, che erano super contenti, mi hanno aiutato tutti e tre per il trasloco fatto anche abbastanza di fretta e furia, e insomma le cose normali quando c'è un trasloco del genere. Però, c'è anche il rovescio insomma, della medaglia, c'è anche qualcuno che magari non direttamente o per sentito dire ti ha detto chissà che santo ha in paradiso, perché questo è un po' un atteggiamento che soprattutto, cioè io dico soprattutto in Sardegna perché conosco la realtà della Sardegna, c'è sempre un po' un pizzico di cattiveria e di invidia e quindi si tende a sminuire il traguardo di un'altra persona. penso che ci sia ovunque, non solo in Sardegna, sicuramente in realtà piccole come possono essere insomma paesini di 2500 abitanti, probabilmente quella voce ha più peso, ma semplicemente perché rappresenta una percentuale maggiore rispetto al totale, ma è sempre la voce di uno. Sinceramente non mi sono neanche mai arrivate, ma anche quando, anche se dovessero esserci, non mi preoccupano, ecco, Adesso ti faccio non mi fanno effetto, ecco. una domanda un po' stupida, ma è una curiosità che mi è venuta adesso. Non so quando scada la tua carta d'identità o se da quando fai l'allenatore l'hai rinnovata. Se la dovessi rinnovare domani, professione, cosa dovresti dichiarare? Cioè è una bella soddisfazione dire faccio l'allenatore professionista. Sì, è una bella Cioè di solito soddisfazione. che lavoro Sì. fai? Immagino l'impiegato del C'è- comune, lavoro impiegato, generico impiegato. C'è chi comunque, adesso diciamo che siamo sulla via per, e bisogna andarci sempre coi piedi un po', no, di piombo, nel senso definirmi professionista già del settore, diciamo che è un po' presto, però diciamo che la via è quella, il tentativo è quello. È sicuramente un percorso che è pieno di gratificazione, quello sicuramente. Hai parlato di 3 anni al Parma e che sei arrivato come, tra virgolette, preparatore atletico. Sì. Però nei 3 anni non sei stato solo il preparatore atletico. No, sì? esatto, dopo i 2 anni da preparatore ho fatto il passaggio al ruolo di vice allenatore, quindi il terzo anno al Parma l'ho fatto da vice allenatore. In quel momento c'erano stati dei cambiamenti dell'area metodologica che non era più parte dei processi di lavoro del Parma, è arrivato un nuovo responsabile che mi ha permesso di entrare a far parte, diciamo, del corpo tecnico, ecco. Diciamo che c'è stata nel passaggio una più netta separazione dei ruoli,
E, e quindi questo mi ha permesso poi di mettere le cose, diciamo, in chiaro, soprattutto per quello che volevo fare io, tra la separazione, diciamo, dei ruoli tra preparatore atletico e vice allenatore, parlando, Tu hai spinto insomma, per... io sì, ho spinto un po' per voler diventare vice allenatore, anche con un rischio, perché c'è stato il momento di passaggio dove io ho detto ok, io non voglio rinnovare il contratto da preparatore atletico, e prima che mi venisse offerta la possibilità di fare il vice allenatore Rischiavi di rimanere senza lavoro, quindi ho corso questo rischio, ne è valsa la pena, devo dire, devo ringraziare anche le persone che poi l'hanno permesso, e dopodiché, insomma, ecco, sono entrato a far parte, insomma, della parte tecnica, e dopo un anno poi ho deciso di fare un'esperienza nuova. Ne ho parlato anche con Marco Fresi, che è stato da poco ospite da noi, poi ho scoperto che è stato, quando tu eri a Olbia, lui era il preparatore dei portieri. Come diversi tuoi ospiti, insomma, nel calcio Mi ha ci si incrociato rincontra sempre. diversi. Sono stato compagno di squadra di Gianluca, Marco è stato preparatore dei portieri quando io ho fatto le giovanili ad Olbia, Federico Russu, abbiamo collaborato insieme in una società dilettantistica di Olbia che era la Star Sport all'epoca, quindi prima del mio percorso universitario, abbiamo collaborato insieme alla realizzazione di alcuni adesso tornei. diranno invita solo gli amici. Esatto, io non sapevo di queste vostre conoscenze. Infatti abbiamo te lo sto raccontando adesso, sono tutte persone, insomma, di cui conservo bellissimi ricordi. Abbiamo parlato di Marco perché Marco è stato il vice di Mister Giorico per diversi anni all'Arzachena, e nella puntata gli ho chiesto qual era il pensiero di un allenatore a tutti gli effetti. Anche lui ha il patentino, lui ha fatto l'UFAB nel 2016 come me, che comunque si dona alla causa, perché il vice allenatore è a tutti gli effetti un allenatore, ma in quella posizione fa appunto da secondo all'allenatore principale. Se ci vuoi raccontare in cosa consiste questa figura, più o meno che cosa fai, è la settimana tipo di un vice allenatore. Allora, il vice allenatore è un ruolo molto, come si può dire, complesso, nel senso che è fatto di tanti aspetti, soprattutto relazionali, non facili da gestire, nel senso che, soprattutto per me personalmente, che aspiro a diventare un primo allenatore, e quindi tante cose molte volte le vorresti fare diversamente, tante cose le pensi in maniera diversa, ma comunque in quel momento chi decide è il primo allenatore, quindi ti devi attenere a quelle che sono le sue scelte, ovviamente in un sistema di confronto aperto, eccetera. È ovvio che il vice allenatore può dare la propria opinione, il proprio contributo, però molte volte magari c'è anche un sistema un po' più chiuso che non ti permette di farlo, e allora devi un po' diciamo ingoiare il rospo, come si dice, e tenere le tue considerazioni per te, e così. È un ruolo che appunto su questi aspetti relazionali col primo ha i vantaggi innanzitutto di potersi confrontare con delle persone che magari sono allenatori da diversi anni, quindi ti danno la loro visione, ed è sempre un confronto comunque che porta a una crescita, e poi permette di avere un rapporto magari un po' più stretto con i giocatori, di poter entrare un po' di più in relazione con i giocatori e con gli altri componenti dello staff, per cercare di ottimizzare il lavoro, e molte volte magari questi aspetti legati al giocatore, un'impressione sul giocatore, guarda che non so, in quel momento questo giocatore qui non sta vivendo bene questo tipo di situazione, allora proviamo a, magari, non so, tu cosa vorresti fare, tanto poi scegli tu, quindi io te lo dico, vedi un po' come valutare. Sì, è un po' è quello che crea un po' più di rapporto con i giocatori, e quindi magari spiegare le scelte. Uno che non gioca magari viene più a lamentarsi da te piuttosto che esatto, diciamo che fa un po' da filtro, ecco, quello che è un po' il ruolo del secondo, e ogni tanto fare anche da filtro. Poi dipende molto da chi è il primo allenatore, perché ci sono primi allenatori che vogliono entrare un po' di più in relazione con i giocatori, quindi non c'è neanche tanto bisogno di questo filtro, ma si è parte di un processo un po' più circolare.
Invece c'è magari l'allenatore che vuole creare un po' più di distacco per avere un filtro, e anche non sapere tutto magari li avvantaggia nel fatto di fare delle scelte che, che magari sono legate alla partita, alla situazione, al momento della stagione, a tante cose. Poi ovviamente questo tipo di relazioni cambiano a seconda dell'età che hai di fronte, quindi in che categoria sei, quanti anni hanno i ragazzi, se sei coi più grandi, coi più piccoli, insomma cambiano un po' questo tipo di dinamiche, perché magari al giovane gli vanno spiegate un po' più cose, al grande invece gli puoi anche essere un po' più diretto, non spiegargli le cose perché sanno già che funziona così e sanno già che le scelte dell'allenatore, degli allenatori e della staff in generale sono legate a tante dinamiche. Invece magari un giovane più piccolo ha bisogno di capirle bene, questo tipo di dinamiche. Hai parlato appunto di giovani perché tu nella tua esperienza a Parma e anche in quella al Torino che fra un po' analizzeremo ti sei occupato di giovani. Cosa ne pensi di quello che viene insegnato ai corsi a Coverciano, e che è un po' una regola non scritta che viene detta, che non bisogna essere un allenatore amico dei propri calciatori? Tu che approccio hai? Sei uno che ha rapporto con i ragazzi che allena, oppure, chiaramente parlo di rapporto con le dovute distanze anche per differenze di età, oppure sei uno che è abbastanza, non mi viene il termine, non dico lontano, ma che il rispetto dei ruoli, diciamo. Quindi il calcio ok, però il resto no. Allora, io sono tendenzialmente uno che stringe tanto rapporto con i ragazzi, però questo non permette loro comunque di scavalcare quella che è la barriera, diciamo, di età, del rispetto dei ruoli, e questo lo puoi fare quando comunque nel campo sei credibile, spieghi le cose, quando hai un rapporto di fiducia e di sincerità comunque importanti, ecco, perché penso che ok avere un certo tipo di confidenza, di relazione, di rapporto, instaurare appunto un rapporto di fiducia, di sincerità col giocatore, senza ogni tanto riportandoli a quello che è il rispetto dei ruoli. Con i giovani ogni tanto ce n'è bisogno, perché giustamente essendo giovani non capiscono quando vanno oltre il limite e quando no. Ogni tanto magari capita che vadano oltre, magari anche semplicemente con una battuta, con uno scherzo, così, però diciamo si riporta tutto al livello normale, e secondo me è la cosa più bella, perché poi quello che rimane nel percorso dei giocatori, penso che più è vicino, più stretto, più importante il rapporto che crei con loro, più facile è che gli rimangano le cose che tu in qualche modo gli hai cercato di trasmettere. Sì. Dopo l'esperienza al Parma arriva un altro club prestigioso che è il Torino, che è la società con cui hai lavorato quest'anno. Se ci vuoi raccontare com'è andata, e poi anche l'epilogo finale che è importante, non anticipo nulla, poi lo racconterai tu. È stata un'annata ricca di emozioni, ricca di esperienze anche varie, perché arrivo come vice allenatore dell'Under 16 per tramite sia di un mio ex allenatore, e poi entro in contatto con l'allenatore con cui ho condiviso il percorso. Chi è? Che è Michele Vegliato, mentre il tramite l'ha fatto Giovanni Valenti, con cui poi con Michele Vegliato poi ho condiviso 2 percorsi differenti. È stata un'annata ricca, perché iniziamo in Under 16, facciamo tutto un percorso fatto di alti e bassi, comunque sempre in crescita, tant'è che nel momento forse migliore della stagione arriva un cambiamento, che è quello che ci porta in Under 18, perché era stato esonerato l'allenatore dell'Under 20, quindi l'allenatore dell'Under 18 viene portato in Under 20 nella primavera, esatto, e noi facciamo l'Under 18
iniziando dal Viareggio, dal torneo di Viareggio, che è stata un'esperienza che ci ha permesso poi di conoscere meglio i ragazzi, perché abbiamo fatto tutta una settimana di ritiro nei pressi di Viareggio. Quindi per il proprio anche a torneo. livello di chimica, chiaramente. Esatto, ci ha subentri in un permesso di nuovo conoscere, sì, tra l'altro in un gruppo che non sentiva giustamente la necessità di cambiare, perché le cose stavano procedendo molto bene, però il ritiro di Viareggio ci ha permesso di conoscerli meglio e di affrontare il finale di stagione. Finito il Viareggio mi sono un po' diviso, tra virgolette, tra l'Under 18, ho proseguito anche il percorso con l'Under 16. Quindi praticamente Entrambe- vivevi al campo. Praticamente tutti i pomeriggi ero dalle 2 alle 7 sul campo sostanzialmente. E sì, è stata dispendiosa soprattutto negli ultimi mesi dal punto di vista delle risorse energetiche, mentali, fisiche, però è stato molto gratificante anche dal punto di vista sportivo, perché sia con l'Under 16 che con l'Under 18 siamo andati alle fasi finali, mentre con l'Under 16 si è interrotto agli ottavi di finale, comunque proseguendo un percorso tramite l'altro mister che era, diciamo, subentrato a Michele Vegliato, che è Nino La Rocca. Ho proseguito il percorso da vice allenatore con lui e con loro, insomma, ci siamo purtroppo fermati sfiorando l'impresa contro l'Empoli agli ottavi di finale, però è stato un percorso di crescita e soprattutto di consapevolezza dei ragazzi perché abbiamo vinto l'ultima partita con l'Empoli 3-2 in casa loro, e anche se non ci è bastato a superare il turno, penso che gli sia rimasta una consapevolezza di poter affrontare chiunque, di potersela giocare con chiunque. Mentre con l'Under 18 proseguiamo il campionato, sempre lì a cavallo delle prime 2 posizioni, arriviamo alle Final Four e poi insomma c'è stata la gioia dello scudetto vinto. Avete vinto finale contro? In finale contro la Roma, ai supplementari 2-1. Che emozione è stata? Perché già è emozionante, si sente Esatto. la tua passione, già è emozionante vivere un campionato a prescindere dal risultato, chiaramente un risultato positivo, ma arrivare a conquistare un titolo come uno scudetto... No, è bellissimo, è difficile anche da spiegare, no? Già entrare nelle Final Four, quindi quando si fanno le Final Four si va lì, si stanno i giorni precedenti alla semifinale. Se vinci la semifinale poi hai un allenamento di rifinitura e poi ti vivi la finale, quindi sono anche 4-5 giorni tra spostamenti, pernottamento, comunque impegnativi, no? Devo dire che per mia sensazione personale ho detto è difficilissimo vincerlo, però sapevamo di avere una squadra forte. Ho detto semifinale secondo me ce la possiamo giocare, eliminiamo il Cesena, abbiamo fatto una bella partita e poi le sensazioni sono state un crescendo dalla rifinitura in poi, perché l'ambiente che abbiamo vissuto durante il ritiro era sereno e vedevo i ragazzi molto sereni, sicuri di sé, e quindi questo mi ha permesso di arrivare alla partita intanto da un lato cercando di dare serenità, ma poi la restituzione, il feedback che io ricevevo da loro era altrettanto di serenità, no? C'è stato questo, anche senza parlarne, però semplicemente condividendo i momenti dalla colazione, pranzo, cena, altri momenti magari passati insieme, si rideva, si scherzava, sempre con serietà, col pensiero di dover affrontare una finale, ma con una tranquillità. Con tranquillità, con serenità. Secondo me è stata la capacità più grande dei ragazzi, è stata questa, sapere di vivere una finale. Probabilmente, penso per tutte le persone coinvolte, il momento più importante a livello di risultato del proprio inizio di carriera, perché si può parlare di inizio di carriera, e in quel momento probabilmente il risultato, io non avevo mai ho giocato col Parma sempre quei 2007 una semifinale di scudetto, ma non ero mai arrivato in finale. Penso praticamente nessuno dei ragazzi abbia mai giocato una finale scudetto e forse qualcuno neanche una semifinale. Quindi tu dici, magari i presupposti per far sì che ci fosse tanta tensione c'erano tutti. Tutti invece. Affrontavamo tra l'altro in finale
una squadra come la Roma 2007 che veniva da altre 2 finali scudetto già giocate. Quindi i presupposti per essere tesi c'erano tutti, invece devo dire che c'era sì quell'attenzione, quella carica agonistica, però era la giusta attenzione, anche con serenità e con consapevolezza dei propri mezzi. I nostri 2007 sono degli ottimi giocatori, un ottimo gruppo soprattutto, e quindi questo ci ha permesso poi di vincere lo scudetto. Quanto è importante per una società come il Torino, visto che tu la vivi dall'interno, il settore giovanile? Beh, è fondamentale. Il Torino ha sempre avuto nella sua storia intanto dei grandi giocatori. Ha sempre vinto tanti campionati, se non sbaglio è la squadra che ha vinto più titoli a livello nazionale nei settori giovanili. È sempre stato un asset, ecco, diciamo così, molto importante per la società, continua ad esserlo. Prova ne è il fatto che comunque dall'anno prossimo pian piano ci trasferiremo nel centro sportivo nuovo, che permetterà al settore giovanile di fare un ulteriore step verso l'alto e di continuare a competere con le più grandi società italiane a livello di nome, ma il Torino è una big delle giovanili italiane. Quando si parla di Torino non si può citare il famosissimo e celebre, il grande Torino, conosciuto da tutti, quella squadra invincibile che morì tragicamente sul Colle di Superga. In tutte le iniziative che vediamo del Torino è molto presente il ricordo di quella squadra, e la famosa frase "solo il fatto li vinse". Quanto si sente, quanto si respira nella società questo ricordo? Devo dire tantissimo, nel senso che è una cosa che proprio la percepisci, perché la presentazione del settore giovanile viene fatta a Superga, c'è un momento di, tra virgolette, è come se si tramandasse, no? Di generazione in generazione questo sentimento così forte per il grande Torino. Quest'anno abbiamo fatto una presentazione del settore giovanile con la messa in ricordo del grande Torino e una passeggiata nel vedere proprio il monte di Superga e il racconto che ci viene fatto. Che quello è un po' uno spartiacque, perché ti fa percepire veramente il sentimento che tutta una città e non solo io lo conosco dai ricordi di altri, sì, esatto, però è stato proprio uno spartiacque. È mancata improvvisamente una squadra che dominava e che era gran parte la composizione anche della nazionale italiana di calcio. Improvvisamente una società così storica ha dovuto ricostruire tutto. Quindi è stato uno spartiacque importante, sì, che poi magari nella seconda, dopo questo fatto tragico, magari il Torino come prima squadra non ha mai più raggiunto fasti così importanti, nonostante abbia comunque vinto anche altri campionati. Sì. È un qualcosa che è difficile da spiegare, perché quando vai a Superga ti rimane un po' il fiato corto, sei lì col batticuore, perché vedi la passione delle persone che raccontano del Torino in generale. E già le immagini del 4 maggio della commemorazione di quest'anno sono state, noi le abbiamo vissute in trasferta collegati col telefono. Col capitano della prima squadra che legge i nomi. Esatto, sono momenti dove respiri qualcosa che non puoi vivere da nessun'altra parte. È un qualcosa di unico che veramente ti tocca. Non nego che durante la presentazione che ci viene fatta ogni anno col settore giovanile, vedere questa marea granata dai più piccoli ai più grandi, perché c'era tutta la scuola calcio, c'era tutto il settore femminile, quindi tutti vestiti di granata. Andare a vedere, a conoscere la storia del grande Torino è un qualcosa che ti lascia senza parole. Anche perché davvero. fa capire l'indirizzo che proprio la società dà, fin dalla tenera età fanno conoscere, è un po' come succede per il Cagliari con Gigi Riva. Esatto. Il mito che già dai bambini iniziano un percorso ispirandosi a un qualcosa che è successo nel passato, in questo caso il grande Torino è
ispirazione ad esempio per i piccoli Esatto, giocatori penso che granate. sia conoscere la storia soprattutto da bambini, poi secondo me ti fa sentire poi quel senso di appartenenza ad un qualcosa che è unico nel suo genere. Ed è importante anche capire poi la storia per capire in che contesto stiamo vivendo e quindi come questo contesto influenza la crescita, no, di ogni ragazzo. Mi aveva impressionato Buongiorno, che da capitano del Torino poi è andato al Napoli di Conte dove ha vinto lo scudetto, che aveva raccontato che ha subito grosse pressioni per andare a giocare alla Juve, che lo voleva a tutti i costi, e che lui, essendo stato capitano del Torino, dopo aver vissuto tutto il settore giovanile là, per lui era impossibile poter tradire un amore così grande, e andando a giocare al Napoli ha avuto magari uno step di carriera, ma non è andato alla rivale per eccellenza. E questo per agganciarmi alla prossima domanda: quanto è sentito il derby con la Juve? Questa è la domanda seria, e poi te ne faccio un'altra. È più sentito il derby Torino-Juventus o Bolottanese-Ottana? Che anche quello è un derby. È un derby. Ma il derby della Mole è sentitissimo. Si percepisce veramente la competizione all'interno di una città tra Torino e Juventus, ovviamente nel rispetto, no? Ognuna della propria storia nei confronti dell'altra, ma è sentito. Comunque i derby alzano sempre un po' l'asticella, no? Della competizione, dell'agonismo. Sono partite corrette, quelle che ho visto e vissuto poi in prima persona sono sempre state partite. Anche nelle giovanili è molto sentito, c'è sì, questo spirito. Sì, anche perché molto spesso nelle giovanili, soprattutto nelle under più piccole, quindi under 15, 16, ma poi anche nelle altre, tanti giocatori magari capita che sono anche amici, no? Fuori dal campo e così, e quindi comunque poi quando entrano in campo vedi che l'agonismo non so, ha quel qualcosa in più che si fa sentire. È bello viverlo perché partite cariche agonisticamente così non ne vivi tante, e poi c'è grande rispetto, insomma, tra le due società, per cui è un bello spot per lo sport e per il calcio in generale. E poi tra questi due derby, tra Bolotana e Ottana è più sentito, cioè campanile. È campanile. Quanta distanza c'è tra i due? Ma c'è il tanto di, non so, pochissimo, e in chilometri saranno, non so, neanche una decina. Io sono di Berchidda, il derby del Berchidda e lo Schirese, che stranamente, casualità vuole, i colori siano gli stessi di Torino-Juventus. No, quello a lo Schirese ha la no, maglia granata e il Berchidda la maglia bianconera. Si vocifera poi, leggenda, io chiaramente non ero nato, il Berchidda ha 80 anni, che la maglia bianconera del Berchidda, il primo presidente, l'abbia ispirata proprio perché è tifoso della Juve. Non so se a Uschiri fossero tifosi del Torino, se... Mi dispiace per te, mi toccherà tifare Oschirese. Lo so, e allora io per spirito di contraddizione mi toccherà tifare l'Ottana. Adesso segnerò su tutto campo, esatto, l'applicazione, segnalo. voglio andare a vedere questo derby. Hai parlato appunto del Toro e hai detto che sarai lì anche per la prossima stagione. Quale sarà il tuo incarico e quali sono gli obiettivi della società e tuoi per il prossimo futuro, diciamo? Il prossimo anno rimarrò col Torino sempre in veste di vice allenatore, e gli obiettivi sono quelli... Sempre la categoria non si sa ancora? Non si sa ancora. L'obiettivo, quello della società, è sempre quello di fare le migliori scelte possibili per agevolare la crescita dei ragazzi, valorizzarli, cercare di farli crescere quanto più possibile su tutti gli aspetti, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista delle scelte, dal punto di vista della personalità, che è l'aspetto secondo me più importante da curare, è proprio la maturazione del ragazzo dal punto di vista della competitività all'interno di un contesto di elite, perché stiamo parlando della massima espressione del calcio giovanile in Italia,
e dunque l'obiettivo è quello di non creare, perché non creiamo niente, ma di agevolare il percorso e il talento dei giocatori, di farlo crescere e renderlo competitivo ai massimi livelli affinché possano arrivare al loro più alto possibile, al loro livello più alto possibile, ecco. E invece in un futuro un po' più lontano, l'hai detto che un giorno ti piacerebbe essere il primo allenatore. Chiaramente, avendo iniziato una carriera nei settori giovanili professionistici, immagino ti piacerebbe continuare su questa strada e ti vedi più un allenatore totalmente dedito al settore giovanile, comunque ai giovani, oppure sotto sotto un giorno vorresti cimentarti anche con gli adulti? Passiamo il termine adulti. È una bella domanda, perché nel cercare di perseguire, no, i miei obiettivi sono anche molto realista, nel senso che entrare negli staff delle prime squadre è attualmente molto complicato. La farei come esperienza, sicuramente diventare primo allenatore di una società di Serie A nella prima squadra è veramente un qualcosa, non dico di irraggiungibile per carità, però di molto complicato e di molto a lungo termine. Anche perché mi sembra così. un cerchio un po' più chiuso rispetto al settore giovanile. Spesso allenano ex calciatori che magari hanno una corsia preferenziale anche a livello di conoscenze. Sono stato un calciatore, quindi... Giustamente i giocatori di Serie A di alto livello hanno una gamma di conoscenze, alcuni di loro magari diventano anche direttori sportivi, direttori tecnici, procuratori, hanno una rete di conoscenze che gli permette giustamente di avere delle possibilità in più, no? Però ed è una rete che invece magari chi viene da un percorso differente ci mette un po' più di tempo a costruire. Per quanto mi riguarda, penso che poi sì, è tutta una questione di conoscenza, magari hai la fortuna di conoscere durante un corso un allenatore che poi fa della carriera, ti leghi a lui, allora riesci ad entrare a far parte degli staff di prima squadra, però devo dire che io nel settore giovanile mi trovo benissimo, mi trovo bene coi ragazzi di questa età, quindi under 17, 16, 15, mi trovo veramente molto bene, e devo dire che se dovessi firmare adesso un contratto per allenare i prossimi 5 anni, 6, 7 anni nel settore giovanile di una società come il Torino o comunque di Serie A, non la vedrei così male, ecco, anzi, tutt'altro, sarebbe una cosa molto gratificante. Ecco, li hai nominati tutti, lo volevo chiedere da prima, i procuratori. Quanto sono presenti in realtà di ragazzi così giovani, e se voi dello staff vi accorgete della loro presenza alle partite, agli allenamenti? Perché comunque immagino già vediamo procuratori nel calcio dilettantistico sardo anche in prima categoria, procuratori o sedicenti tali. Immagino che in un settore professionistico vadano per la maggiore. Sì, sono presenti, sono in qualche modo il collegamento tra le società e il ragazzo, spesso curano gli interessi dei ragazzi o anche puramente gestionale. Anche sì, perché... sì, ma anche semplicemente il fatto di segnalare: guarda che c'è questo ragazzo che secondo noi è interessante, allora prendono i contatti per tramite di... Sono presenti, è una cosa che però riguarda molto di più la società e la direzione piuttosto che gli allenatori. È difficile che, a meno che un allenatore non abbia un proprio procuratore che ha anche lui dei giocatori, e magari capita in piccole realtà o nelle città, capita che magari il procuratore dell'allenatore sia anche il procuratore del giocatore, però non ci sono grosse interferenze dal punto di vista pratico dell'allenatore. Comunque la professionalità la fa da padrone, nel senso che comunque gli allenatori non fanno giocare uno perché è seguito da... non sono dinamiche che nel settore giovanile ci riguardano, nelle prime squadre non lo so perché non l'ho vissuto, ma non credo, insomma, nelle prime squadre è
tutto sotto i riflettori, per cui non credo che sia... No, nelle Son prime presenti- squadre il procuratore rilascia l'intervista esatto, ma lì mette sai... pressione al mister così. Esatto, ma lì sai, tra l'altro nei settori giovanili non puoi firmare neanche la procura, e più magari la famiglia che si affida al consiglio di... Sì, un consigliere, chiamiamolo così. Sì, esatto, e anche per seguire un procuratore che segue un giovane lo fa più per un possibile interesse futuro o per agevolare sempre per la costruzione di una rete di conoscenze, perché magari molto spesso arrivi da contesti che se tu vuoi giocare a calcio non ti permettono di metterti in mostra, Certo. ecco, e quindi è semplicemente quello. Poi ci sono ovviamente come in tutti gli aspetti lavorativi, quindi in qualsiasi settore ci sono chi lo usa come stratagemma per fare dei soldi, oppure c'è chi invece ha a cuore l'interesse della crescita del proprio assistito, chiamiamolo così, e quindi cerca di fare le scelte migliori per lui, non per trarne un vantaggio. C'è chi invece bilancia bene questi due aspetti, quindi lì è un po' a dipendenza della persona che trovi. Tu sei stato calciatore nell'epoca appunto dei fuoriquota, quindi molto giovane. Quanto sono cambiate le generazioni di quando giocavi tu rispetto a quelli di adesso? E in un settore giovanile professionistico, quanto nell'arco di una giornata gli atleti che tu alleni pensano al calcio? Perché adesso ci sono molte più distrazioni. Spesso già i ragazzi di 16-17 anni iniziano a vedere i titoli sui giornali, ad avere già lo sponsor tecnico per le scarpe, cose così. La domanda alla fine è: si è perso quello spirito di andare a giocare a calcio per puro divertimento e passione, oppure lo vedi ancora in qualcuno? Magari in qualcuno sì, in qualcuno no. Beh, allora, secondo me nei settori giovanili chi gioca a calcio lo fa perché gli piace, e comunque anche nelle società come possono essere Torino e Parma ho vissuto dinamiche in cui chi gioca a calcio lo fa e vuole stare in quell'ambiente anche perché comunque ci sono gli amici con cui è cresciuto, soprattutto nelle under più piccole. Tutti hanno il sogno, la passione di poter diventare dei grandi calciatori. C'è chi ci pensa di più, c'è chi ci pensa di meno. È più facile riscontrarlo in quei giocatori, in quei ragazzi che si allontanano da casa e quindi cominciano a fare dei sacrifici di allontanarsi dalla famiglia. È molto viva come passione. La differenza con le generazioni precedenti è il fatto sicuramente della presenza dei social, che è una dinamica che vivono i giovani in generale. A maggior ragione se sotto i riflettori come può essere un calciatore. Esatto, anche perché ci sono tante pagine sui social che pubblicano Pagelle, ne vedo spesso. le pagelle, oppure che pubblicano, ma anche semplicemente un articoletto su un determinato giocatore, eccetera, quindi gli fanno pensare, gli fanno vivere un qualcosa molto presto. È una dinamica che è incontrollabile, innanzitutto, quello che Spesso possono dannosa fare. per Spesso l'atleta. dannosa, ma quello che possiamo fare è come persone dentro il settore è quello di fargli capire che però la strada per vedere i titoli veri è lunga, che adesso magari sono sotto gli occhi dei riflettori perché magari sono efficaci in questo momento, ma per arrivare ad essere dei giocatori ci vogliono anni e anni e anni, ma soprattutto non è tanto il fatto di arrivare. Noi dobbiamo dargli gli strumenti per arrivare e rimanere, mantenere. e saper rimanere. Quello che noto ora nei giovani è il fatto che loro hanno bisogno sempre di costanti stimoli, sono iperstimolati, per cui anche il modo, no, di allenare, di stare sul campo con loro deve essere altrettanto dinamico, altrettanto, come si dice... Tendono se no subito ad annoiarsi magari. Esatto, devi essere intrattenitore, no? Devi creare dell'interesse in quello che stai facendo, creare curiosità, creare stimoli costanti e dargli la sensazione che si faccia sempre qualcosa di nuovo che li arricchisce, perché altrimenti si annoiano subito, ti mollano, non ti ascoltano più. Poi arrivare a tutti e trasferire
tutto a tutti è impossibile e dobbiamo essere consapevoli di questo, però bisogna cercare di dargli innanzitutto dei strumenti di consapevolezza per la vita sia calcistica, quindi consapevolezza dentro il campo, dei propri mezzi, ma soprattutto di quello che vivono all'esterno, perché adesso le pressioni che vive un giocatore diciamo vengono anticipate, perché ci sono pagine sui social che hanno tanti follower che magari si aspettano tanto da te, allora ti pubblicano, sei sotto gli occhi di tutti. Magari un già paio in di età, partite che non fai gol. esatto, sono dinamiche che loro vivono, ma come un po' tutto, questo succede nel calcio, ma succede nella vita di tutti i giorni. La vita dei giovani spesso è spiattellata sui social e loro non hanno gli strumenti per difendersi dall'opinione pubblica O per gestire la propria immagine. Certo. E dunque è un qualcosa che come società società intesa in generale, dobbiamo ripensare al modo in cui i giovani si approcciano al mondo. Ci stiamo avvicinando alla fine di questa intervista e ti volevo fare una domanda molto tecnica. Parli spesso in sardo, hai insegnato qualcosa ai ragazzi e soprattutto se ti capita magari a volte una protesta o che ti arrabbi e succede qualcosa di borbottare e di utilizzare il sardo per non magari farti capire allora, da chi ti sta intorno. Da calciatore qualche insulto, diciamo così, mi è capitato di dirlo in sardo. Da allenatore devo dire di no, perché cerco di non protestare, non sempre sono di buon esempio, però... Io ad esempio quando mi arrabbio con l'arbitro non sono uno che protesta molto, sono sempre molto tranquillo, però le proteste in testa le penso rigorosamente in sardo. È più efficace il sardo quando c'è da insultare una persona. Lo faccio spesso con un mio amico, che lui non è sardo, ma mi insulta in sardo. Gli ho insegnato tutto, però è un collega. Ai giocatori no, devo dire che non sono più loro, che magari soprattutto quelli che vengono dall'estero, che mi insegnano qualche insulto o qualche impropero, ecco, chi in finlandese, chi in polacco, eccetera. Però no, io col sardo lo parlo magari ogni tanto a casa, lo parlo con gli amici, però cerco di non farne un uso improprio, ecco. Io intanto ci tenevo a dire al Torino che anche se non la maglia granata, se ci dovesse essere una posizione aperta, per me potrei passare sopra, a parte gli scherzi, alla maglia granata. Come spesso capita con gli ospiti, quando ci stiamo avviando alla conclusione, solitamente chiedo se c'è qualcosa che avrebbero voluto raccontare o spiegare o dire e io magari non ho chiesto oppure non è capitato durante la discussione. Quindi è il momento, se vuoi aggiungere qualcosa alla nostra chiacchierata, puoi farlo tranquillamente. Ma sai, mi ci vorrebbe del tempo per riflettere sulle cose, insomma, dette. Sono una persona un po' riflessiva. C'è stato qualcuno, no? Anche che quando era dubbioso gli ho detto se vuoi puoi anche raccontare una barzelletta. Qualcuno l'ha raccontata. Stendiamo un velo pietoso sul tenore della barzelletta raccontata, che era proprio a terra, quindi forse era meglio non fargliela raccontare. No, sono bravo a fare delle imitazioni, ma le teniamo per il fuori onda. Guarda che adesso attenzione, mi ucciderà chi cura la regia, però lui registra sempre, quindi spesso i fuori onda lui li registra e magari un domani potrebbe esserci una sezione per gli abbonati coi fuori onda, quindi... Attenzione, Bruno Pizzul, giochiamo con Pagliuca. La fai bene. Poi tanti altri. Ti stai aprendo un'ulteriore strada. Infatti qualcuno me lo dice ogni tanto che ho sbagliato tutto. Io dovevo fare il cabarettista e non l'allenatore. Adesso, da poco, per rimanere nei temi, è morto purtroppo Gianfranco Buttinar, che era uno di quelli che seguivo la Jalapas. Esatto, uno dei mentori sulle imitazioni. Faceva un telecronista, Zio Luzzi. Ne faceva tanti. E De Zan, che erano spettacolari. Ma diciamo che a me esce bene anche Fabio Capello. Vedi, sei bravo. Potresti avere un futuro... Basta così. No, perché altrimenti poi mi dicono davvero di andare a fare cabaret, non mi cerca più nessuno per allenare. Non sei più credibile. Esatto. No, vabbè. No, i miei giocatori
alcuni conoscono tante Queste doti imitazioni da come imita- si è Zlatan, però chiudiamo qui, ecco. Allora direi che con Ibrahimovic possiamo salutarci. Io ti ringrazio per questa Grazie a voi, per grazie questo a te per la- racconto. Sono contento perché sei un'eccellenza dello sport sardo, in questo caso non come atleta ma come tecnico. Lo sei stato anche come atleta, non a questi livelli, come tecnico. Quando è nato il podcast lo spirito era proprio questo, comunque raccontare delle storie di persone che solitamente non vengono raccontate, un po' perché non si sa, un po' perché comunque adesso l'informazione è legata a 2 o 3 società, quindi si parla di Serie A, sia in Sardegna lo sappiamo, il Cagliari, la Torres, l'Olbia, la Dinamo per quanto riguarda il basket, e noi invece Facci un giro è nato proprio come il podcast che ospita le belle storie dello sport sardo e tu ne sei protagonista a pieno titolo. Ti ringrazio ancora una volta, ti faccio i complimenti per il raggiungimento di questo grande traguardo. Sottolineo ancora una volta che la tua storia è uno spot per i ragazzi che credono nei propri sogni e che quindi sanno che una possibilità ci può essere per tutti. Credo che andrò a cercarmi tutti gli annunci su LinkedIn e inizierò a mandare anch'io curriculum. E niente, ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata e ti auguro il meglio per il tuo futuro. Grazie mille, grazie a voi per l'invito, grazie a te per avermi permesso di raccontare la mia storia. Sei stato fin troppo buono nell'elogiarmi, grazie ancora. Ci vediamo presto, insomma, sui campi. Ovviamente, lo dico anche a te, invita tutti i tuoi contatti a iscriversi al nostro canale. Mi raccomando, facci un giro, cercatelo su Instagram, è il podcast presente sia su YouTube che su Spotify. Anche perché Facci un giro, porta bene tutti gli ospiti. È venuto Daniele Molino, ha iniziato a segnare, è venuto Giovanni Bulla, ha segnato. Quindi se i tifosi del Torino sono un po' scaramantici, io per non saperne leggere né scrivere mi iscriverei al canale. Ti ringrazio ancora una volta. Grazie a te. Ringrazio i nostri spettatori e non ci resta che darvi appuntamento alla prossima puntata. Facci un giro, versano un po'